speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostro ospite in questa occasione il senatore Franco Conte, candidato con Noi con l'Italia al collegio plurinominale della Camera, Veneto 1, candidato capolista, il collegio che comprende la zona della Castellana, l'area di Castelfranco e di altri 10 comuni della provincia di Treviso, oltre a parte della provincia di Venezia. Ben trovato senatore, grazie per essere con noi. Grazie a voi e buona giornata. È l'unità fondamentale della società, la famiglia. Ecco, senatore Conte, una unità di base però forse un po' in crisi in questi ultimi decenni. Il partito che lei rappresenta cosa si propone per difendere, favorire, sviluppare la famiglia e quindi la società poi italiana? Sì, effettivamente la famiglia è in crisi, soprattutto come istituto della famiglia. Ci sono molte crisi matrimoniali che hanno delle ripercussioni negative proprio da un punto di vista sociale nei figli, nei coniugi che si dividono. C'è bisogno quindi di recuperare proprio il valore della famiglia, ma c'è bisogno anche di mettere in condizioni le nostre famiglie, e quindi entro nel merito di quello che è il nostro programma, mettere in condizione le nostre famiglie di poter avere la possibilità di avere dei figli. Uno dei temi, dei problemi italiani è quello della denatalità, per le nostre mamme poter conservare il posto di lavoro durante il periodo della maternità, perché molto spesso perdono il lavoro oppure durante il periodo dell'interruzione non hanno la progressione della carriera, quindi c'è sempre una frattura che compromette l'occupazione che avevano. Quindi c'è bisogno di agire su più fronti, bisogna dare dei servizi alle famiglie in maniera tale che le donne possano ritornare dopo al lavoro. Tra i servizi ci sono quelli che partono proprio dai bambini più piccoli, quelli dei nostri asili nido. C'è bisogno anche di un aiuto economico. Molto spesso le nostre famiglie hanno redditi che sono abbastanza bassi, quindi bisogna aiutare proprio nel momento in cui le famiglie vanno incontro a maggiori spese, aiutarle anche da un punto di vista economico. È stato introdotto il bonus bebè, però è un fattore temporaneo, bisogna renderlo stabile, bisogna che quantomeno per i primi anni di vita del bambino ci sia la possibilità di avere un aiuto anche da parte del settore pubblico, dello Stato. Ci sono anche dei comuni che attribuiscono, che assegnano proprio dei contributi alle famiglie che hanno dei figli, ed è positivo questo. Bisogna potenziare i servizi, gli asili nido non sono diffusi in tutto il territorio, quindi bisogna cercare di estendere, e anche per quanto riguarda gli asili nido nel nostro programma è quello di avere la possibilità che i costi siano limitati. Molto spesso la scarsa frequenza è legata anche a costi che le nostre famiglie non sono in grado di sostenere. 350 o 400 euro vanno a pesare in maniera troppo forte su bilanci familiari che magari, laddove ci sono due coniugi che lavorano, superano di poco i 2.000 euro, dove c'è una sola persona che lavora dei due coniugi sicuramente, quindi sarebbe inavvicinabile potersi permettere, consentire di pagare le rette. Quindi c'è bisogno di agevolare la frequenza, c'è bisogno di aiutare, e dentro in un secondo settore, aiutare anche le scuole materne, che nel nostro territorio sono per la maggior parte scuole private, le cosiddette scuole paritarie. Sono private come gestione, ma sono pubbliche per quanto riguarda l'aspetto del servizio che erogano, che molto spesso è un servizio di una qualità diversa rispetto a quello della scuola pubblica, anche semplicemente per quanto riguarda l'estensione dell'orario. Nella scuola materna pubblica l'orario è rigido e difficilmente si va oltre le 16 del pomeriggio. Nelle scuole paritarie molto spesso il servizio viene esteso fino alle 18, fino alle 19 di sera.
E quindi è giusto, è necessario aiutarle, perché laddove i due coniugi lavorano fino alle 18, fino alle 17:30, 18, non possono prelevare il figlio dalla scuola materna prima di quell'ora. Quindi c'è bisogno anche di estendere. La scuola pubblica non è in grado di farlo, la scuola paritaria sì, quindi bisogna aiutare anche le nostre scuole paritarie. Franco Conte, nella legislatura appena trascorsa c'è stato un acceso dibattito anche sulle diverse tipologie di famiglia. Ecco, secondo lei, secondo voi, bisogna fare delle distinzioni in questo senso? Ma noi siamo per la famiglia tradizionale, sia pure rispettando qualsiasi tipo di persona. Siamo per la famiglia tradizionale e quindi noi abbiamo sempre difeso questo principio. Dicevo prima, c'è una crisi di valori, una crisi identitaria della famiglia. Bisogna aiutare le nostre famiglie a superarlo. È stato introdotto anni fa il divorzio. Io non sono proprio molto favorevole al divorzio, soprattutto quando è stato introdotto il divorzio breve. È troppo semplice, troppo facile. Nel momento in cui due persone decidono di vivere insieme, devono sentirlo come un impegno di fedeltà, un impegno di concorrere al mantenimento dei figli, è un impegno che viene fatto dall'uno nei confronti dell'altro. Ripeto, io rispetto qualsiasi persona, rispetto tutte le persone, però noi siamo per la famiglia tradizionale. Quando è stato portato all'esame dell'Aula del Senato anche un provvedimento diverso, quello delle unioni civili, noi abbiamo approvato quel provvedimento, però non abbiamo chiesto che non fosse considerata una famiglia tradizionale. La famiglia tradizionale è fatta da un uomo e da una donna. Ci sono altre forme di convivenza legittime, è giusto che siano tutelate, è giusto assegnare i diritti, questo l'abbiamo fatto, assegnare i diritti ad entrambe queste persone dello stesso sesso, però è una cosa diversa l'unione civile dalla famiglia tradizionale. Grazie a Franco Conte, candidato per Noi con l'Italia al collegio plurinominale per la Camera dei Deputati delle province di Treviso e Venezia. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia a tutti voi, vi rinnovo l'invito a seguire i prossimi spazi di approfondimento sempre dedicati alle elezioni politiche 2018 sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.